alzata proprio in questo momento la palla a 2 dalla terna arbitrale da Sesto San Giovanni, con la palla che subito rubata da Marshall, che si invola in contropiede ad appoggiare di tabellone i primi 2 punti. Si sposta ancora perimetralmente per Adrian Webb, che gioca all'1 contro 1, prende il palleggio, arresta il tiro dalla lunetta. Qui però brutta palla persa da parte di Webb, che scatena il contropiede, guidato da Williams, che prende il palleggio, arresta il tiro. Palla intanto per Sesto San Giovanni, il taglio di Lloyd, lo scarico fatto molto bene per Ercoli, che appoggia il tabellone. Buona però la difesa di San Martino, non trovano facili soluzioni, mancano 7 secondi per terminare l'azione. Allora Williams deve prendere un tiro difficilissimo, fietta il pick and roll con Keys, poi che riceve palla, prende il catch and shoot da 3 punti e realizza la tripla che porta in parità la partita. Ribalta per Tognalini, che penetra e scarica per Keys, che sbaglia il tiro da sotto, si controlla il rimbalzo e realizza un altro tiro. Nicolodi e Lloyd, pochissimi cambi finora da parte di coach Cinzia Zanotti. Siamo già dall'altra parte con Nicolodi, il consegnato per Williams, che prende il catch and shoot. Lupe che negli ultimi minuti stanno facendo molta fatica in attacco, altra persa qui da parte della formazione di casa e altro canestro in contropiede di Verona, che riporta in vantaggio il Jazz, ma dall'altra parte errore difensivo che lascia. Torna su per Keys, la finta di passaggio, poi il penetra e scarica con la palla che arriva in angolo per Adrian Webb, che realizza la tripla. Palla persa adesso di Sesto San Giovanni, palla per Adrian Webb in transizione, il tiro da 3 punti che riporta a più 6 fila. Controllo del pallone per il Fila, che spinge dall'altra parte con la penetrazione, l'errore di Fietta, ma altro rimbalzo offensivo di Melnica che riporta a -1 il Fila. La palla per Marshall, che penetra e realizza. Sesto San Giovanni sempre con William, che prende il tiro da 3 punti, combattuta e sempre col punteggio che non ha mai visto nessuna delle due formazioni imporsi. Dato palla molto bella dentro di Marshall, che riceve in angolo fuori dalla linea 3 punti, l'1 contro 1, il penetra e scarica per Melnica, che riassegna, subisce il fallo, aspetta le uscite, riceve sotto canestro Nicolodi, ridà nelle mani di Arturi, che prende il catch and shoot da 3 punti, sempre 41 a 37. Pastore con la palla viva, la palla per Marshall, dentro per Melnica, bellissima palla di Marshall, torna nelle mani di Pastore, molti passaggi in questo attacco del Fila, arriva nelle mani di Keys. Verona nel pick and roll con Brunner, Verona che gioca l'1 contro 1, va a appoggiare di tabellone, la palla per Marshall che prende il tiro da 3 punti, dentro e fuori, si lotta a rimbalzo, controlla Keys, un gran rimbalzo e segna un canestro importante. Boccate di ossigeno importanti questi ultimi 4 punti realizzati dalle Lupe. La palla intanto per Brunner nell'angolo, serie di consegnati nell'attacco di San Martino con Webb, che prende il palleggio, arresta il tiro dalla lunetta e poi penetra per il fondo. Pastore non chiude il palleggio, la lasciano completamente libera dopo aver navigato l'area, però il tiro è sbagliato, il rimbalzo è controllato da Webb. Pastore che gioca l'1 contro 1, non vuole tirare, penetra e scarica per il tiro da 3 punti, che probabilmente mette fine a questa partita. 4, palla arriva ora nelle mani di Chiesa, che si gira e cadendo indietro segna un gran canestro. Finisce così a San Martino di Luperi, col Fila San Martino di Luperi che si impone sull'Allianz Geas Sesto San Giovanni con un punteggio di 65 a 55.